maestro, lei che battezzò la sua pittura quale metafisica, può spiegarci il recondito significato? Dice bene. Recondito è malinteso. Etimologicamente dal greco dopo le cose fisiche. Se mi sporgo dal balcone, vedo un'autovettura che va dal punto A al punto B senza modificare la sua natura. Se mi volgo, il profilo non riduce a metà il mio intellegere e se la stanza è buia non mi illumino d'immenso, accendo la lampadina. Quindi niente a che vedere con il trascendente, il travestimento, se non per gioco. Rompa la musina dell'ovvietà e si meravigli di ciò che ne uscirà. All'inizio fu irreale, noi, i suoi coevi, direbbero il ready-made. Noi andiamo oltre, dentro, sacrificandola, la santifichiamo. Mais c'est tout de la littérature. Quando Van Gogh, tagliandosi l'orecchio, lo inviò in regalo alla pensionante di una casa di tolleranza, anticipò Duchamp. Giovanotto, lei mi sorprende. Ero a New York quando mi raccontarono l'episodio. Me lo disse un critico d'arte commentando. Ça, c'est un peintre. Rimasi interdetto. Amico del maestro D era Gauguin, un altro spirito bizzarro. In quel tempo pittori andavano in paesi esotici a cercare la luce. Gauguin tornò da Tahiti indebolito nella carne e nello spirito. Forse un turismo sessuale alla luce del sole? Veda lei. Detesto i pettegolezzi, ma se uno si fa vanto dei suoi amori con le indigene e dimentico del disegno di cui peraltro poco sapeva, assordato dal canto delle sirene, dipinse colorando. Non deve lamentarsi se molte sue opere furono contraffatte. L'arte richiede serietà. Da bravo marinaio tornò per ripartire dopo una zuffa bretone in cui si ruppe un piede. Si rifugiò nelle isole Marchesi, tra altre sensuali giovani, belle e robuste. Sapeva che i bretoni sono golosi di latte e derivati? Ma scusi, ma lei come giudica la pittura di Van Gogh? Impressionante! Molto meno dell'arte troglodita. Se un critico elude parole razionali per descrivere un'opera usando termini inintellegibili o si limita ad aggettivi banali quali bello, grande, capolavoro, si può giudicare grande Rubens per la formosità delle sue donne? Il Mosè di Michelangelo è allora forse un titano? I titani, per Giove, furono sconfitti, Michelangelo no. L'Italia mai generò impressionisti. Li importò dall'Inghilterra Turner, che a Venezia, città metafisica per natura, dipinse con luce mentale. E ciò le basti per capire il mio pensare e piuttosto visiti le mie opere. Non mancherò. Aspetto che sgombrino le piazze.